Aspettare una vacanza tutto l'anno e tornare più stanchi di prima, ma soprattutto delusi e amareggiati. Come ogni anno Adico, attraverso lo sportello Vacanza Rovinata, ha ricevuto molte richieste di risarcimento. Da una coppia di Martellago che ha trovato nella tenda del camping ragni, sporcizia e pentole arrugginite, alla famiglia che invece della crociera da sogno ha vissuto un vero e proprio incubo, con la cabina senza balcone né aria condizionata e il bagno intasato. E così la vacanza tanto attesa è sfumata. Ecco perché all'Associazione Difesa del Consumatore da quest'anno c'è una novità nella richiesta dei risarcimenti per la vacanza rovinata. Tramite il nostro ufficio legale, tramite l'ufficio legale dell'Adico, e stiamo andando ad affrontare anche situazioni un po' diverse rispetto agli altri anni, ovvero stiamo andando a chiedere un risarcimento per vacanza rovinata. Cosa significa? Significa che al di là del fatto appunto che una persona possa essersi trovata male in una struttura, possa aver avuto dei problemi, al di là del rimborso per quanto abbia pagato per la vacanza in sé, noi andiamo a chiedere anche un risarcimento per un danno psicofisico, per un danno morale, perché noi riteniamo, questo in realtà lo ritiene anche la Corte di Giustizia Europea, che una persona che aveva preparato appunto questo momento tutto l'anno, possiamo dire, nel momento in cui si ritrova con una vacanza rovinata subisca anche un danno fisico e psichico, per cui andiamo a valutare anche quel tipo di risarcimento.